Live, buonasera Gino Gregoris, presidente di Fasce Protagonismo nel Mondo. Eccoci qua, Michele, buonasera, buonasera a te, buonasera al nostro ospite e come sempre un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono e che ci seguiranno nei nostri social, nei nostri siti i prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ci si ferma ancora negli United States, no? Sì, Oggi... siamo all'ultima puntata di questo nostro secondo, in realtà, viaggio alla scoperta del sogno americano, no? Avevamo fatto queste bellissime puntate all'inizio dell'anno, in occasione anche delle elezioni presidenziali, e insomma oggi appunto concludiamo questa terza tappa per raccontare un'altra storia appunto di sogni realizzati negli USA. E poi insomma ci fermeremo un po' perché partono anche altri progetti bellissimi, importanti, e avremo modo di raccontarli. E oggi andiamo in uno stato degli Stati Uniti appunto che non avevamo ancora mai frequentato, insomma, se così si può dire, purtroppo solo virtualmente, e quindi annunciamo il nostro ospite di oggi in diretta da Austin, Texas. Abbiamo con noi Andrea Pellegrini. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, grazie. Ciao Andrea, ciao Gino, ciao Michele. Come stai? Bene, poi come state? Bene, grazie. Infreddoliti, ma insomma... Infatti in una perfetta giornata da Friuli Venezia Giulia, oddio, non per il mese, però insomma, piove da un po' di giorni, vero Presidente? Sì, piove tanto anche. È passato il Giro d'Italia e hanno fatto delle tappe più da trekking che non da ciclismo su strada. Allora, cominciamo a presentare il nostro ospite. Presidente, noi ci vediamo tra un pochino, sì, insomma, durante la puntata, e quindi siamo qui con Andrea, classe 82, giusto? Originario di Casarsa della Delizia. Andrea è ingegnere informatico, laurea e master in Italia, dottorato in America, adesso ce lo racconta bene. E la storia di Andrea, mettetevi comodi perché è una storia interessante ed è una storia anche abbastanza lunga, nel senso che insomma, ormai sono 15 anni negli Stati Uniti. Quasi. Sì. A livello da quando mi sono però spostato qui sono 14 anni, ho fatto un anno in California prima di spostarmi per il dottorato, però sì. Ok. E insomma è una storia, dicevo, interessante e lunga, perché da quel primo computer comprato con la paghetta dei lavori estivi a team leader di un gruppo di 25 ingegneri, attualmente possiamo dirlo, insomma, un colosso dell'informatica, insomma, della produzione anche di processori che poi fanno parte in un certo senso un po' anche della nostra vita di tutti i giorni. Ne è passata di strada, no? E di acqua sotto i ponti, come si dice. Allora Andrea, io insomma lascio a te la parola e raccontaci un pochino gli inizi di questa storia, bella storia, e da quando è iniziata insomma un po' questa passione che appunto tu mi raccontavi nel dietro le quinte fin da bambino, fino ad arrivare anche a capire, no? A un certo punto mi dicevi, tu hai capito a un certo punto che la tua strada doveva in qualche modo arrivare e ripartire dagli Stati Uniti d'America. Sì, sto cercando di ricordarmi quando ho cominciato a avere questa passione per i computer. Credo sia stato probabilmente di aver avuto 10-12 anni, sia tramite amici di famiglia che tramite mio zio che i computerini che riuscivo a usare una volta ogni tanto. È sempre stato appassionato e affascinato da queste macchine che inizialmente usavo praticamente per giocare a qualche videogioco e divertirmi. Poi un po' alla volta ho capito che
potevo fargli fare più o meno quello che volevo. Ho cominciato a programmare qualcosina sia sulla calcolatrice che con quello del computerino. È una di quelle cose che mi ha sempre appassionato. Mi è sempre appassionato sia l'informazione che la conoscenza in genere. E queste macchine che in qualche modo riescono a processare, insomma, dati e informazione, a dire la verità, dove siamo adesso, anche a estrarre conoscenza a livello automatico tramite sia l'intelligenza artificiale che tutto quanto, sono cose che insomma, mi hanno sempre piaciuto. Sono sempre piaciute, insomma. Poi c'è anche questo aspetto di comunque poter creare un mondo più o meno come vuoi tu all'interno del tuo computer. Perché comunque quando progetti una macchina o scrivi un programma, comunque devi cercare di arrivare, di fare una certa cosa, di svolgere un certo task, e di essere creativo su come puoi farlo, con tutti i limiti comunque che la macchina ti impone. Però sono anche tante regole che puoi definire tu. E più o meno quella è stata anche il mio desiderio di riuscire a capire meglio come queste cose funzionano, perché le cose vengono fatte in questo modo, quali sono i limiti, quali sono i problemi da risolvere, come si possono fare risolvere, e insomma da lì sono andato avanti. Hai detto già una cosa molto bella, mi pare, che cioè, hai citato la creatività, cioè in un lavoro che uno magari così di primo acchito potrebbe pensare freddo, insomma, no? È un lavoro in cui ci sono numeri, ci sono dati, ci sono processi, in realtà c'è molta creatività. Ecco, raccontaci anche un pochino, se vuoi, il tuo percorso di studi, no? Formativo. Potrebbe essere interessante anche per qualcuno che magari ha la tua stessa passione, un giovane. Tu vieni fuori poi, insomma, dal glorioso Malignani di Udine, giusto? Ricordiamo. Sì. Bene o male, la mia educazione è una cosa che ho navigato diciamo a piccoli passi, una cosa dopo l'altra, nel senso che bene o male sapevo cosa mi piaceva, sapevo che le cose che volevo imparare, le cose su cui ero curioso, e quindi ho cercato, insomma, le opportunità che erano disponibili per riuscire a fare questo percorso in maniera abbastanza graduale. Non credo di aver mai pensato che sarei arrivato a fare la laurea, un dottorato, un master, un dottorato, quando avevo cominciato, insomma. Ho cominciato a fare elettronica a Malignani, volevo fare qualcosa che potesse darmi un po' di familiarità con questa tecnologia, e poi un po' alla volta ho visto che le cose mi piacevano, che volevo continuare ad andare avanti, ho avuto l'opportunità di andare all'università per diversi motivi. Sono andato a Bologna. Uno dei motivi è che sapevo che c'era un dipartimento, insomma, che era buono per quello che volevo fare, ma anche avevano dei buoni contatti all'estero, quindi sapevo che più o meno quella è un'opzione che volevo tenere aperta. Quindi ho fatto la triennale a Bologna, ho fatto la tesi triennale in collaborazione con l'Università di Padova, quindi ho avuto già l'opportunità di collaborare con altri ricercatori in Italia. Poi ho cominciato il master, che anno era che ho cominciato il master? Nel 2005, e lì ho avuto l'opportunità di fare un anno in California.
Una sorta di Erasmus. Esatto, un Erasmus con gli Stati Uniti. Quindi ho avuto l'opportunità di andare in California del Sud, poco sotto Los Angeles. E a quel punto credo di aver realizzato che tutte le cose che mi piacevano e che stimolavano la mia curiosità, che stavo imparando all'università, comunque erano cose fruibili, erano cose che non era semplicemente qualche tecnologia aliena che viene fatta da qualche parte e te la trovi su un paper o su un libro e studi come è fatta. Comunque lì ho capito che insomma, sono cose fatte da persone come noi, che avrei voluto partecipare, insomma, in quell'ambiente, in quell'industria. Però ho anche capito insomma, che comunque in Italia avevo poche possibilità di fare quello che avrei voluto fare. Quindi sono tornato in Italia per finire la laurea e bene o male avevo capito a quel punto che se avessi voluto... Che saresti tornato. Sì, ho capito che bene o male avrei voluto tornare negli Stati Uniti. Sono sempre interessato di macchine di calcolo ad alte prestazioni, quindi insomma, non è che sono molti posti nel mondo che sviluppano questo tipo di calcolatori. Quindi... Se ci dovessi spiegare che cos'è una macchina di calcolo ad alte prestazioni in 3 parole, semplicissimi? Adesso come adesso è anche il cellulare che hai con te a questo punto. Anni fa non era così, però adesso come adesso anche queste. Io mi occupo di data centers e servers, quindi le grandi stanzoni pieni di computer che ha Amazon, Facebook, Google, Alibaba, questa gente qua. Io mi occupo di quel tipo di macchine. Però adesso come adesso insomma, calcolo altre prestazioni è praticamente ovunque, a meno che non stai parlando di piccoli gadget, magari un termostato, queste cose qua. Anche una macchina nuova, insomma, probabilmente saranno una trentina di processori altre prestazioni lì, ecco. Quindi io mi occupo insomma di questo tipo di macchine e bene o male, come dicevo, è un percorso che volevo fare, è una cosa che mi è sempre interessato e che continua a interessarmi, quindi sono tornato in Italia. Ho capito che per potermi spostare negli Stati Uniti avrei dovuto sostanzialmente fare un percorso educativo negli Stati Uniti. I masters erano delle cifre improponibili come costi, quindi fare domanda per un dottorato che in generale arrivano con uno stipendietto. E quindi, insomma. Ok, quindi insomma hai proprio programmato il tuo ritorno negli States sapendo insomma che saresti andato a fare, cioè scegliendo insomma di fare questo PhD, questo dottorato in Michigan, giusto? Università di Michigan, sì. Ok. Sì, esatto. E poi insomma da lì è iniziata la tua esperienza lavorativa direttamente post dottorato? Sì. La mia tesi era su sostanzialmente architetture per macchine di calcolo che fossero resistenti a malfunzionamenti, quindi sostanzialmente immagina una specie di transformer che riesce a capire bene o male quali parti sono funzionanti, quali parti sono malfunzionanti e che riesce automaticamente a disconnettere le parti che sono fallate in modo da poter far prendere praticamente le traiettorie diverse ai diversi dati delle operazioni, le istruzioni sulla macchina. Quindi quella più o meno era la mia tesi. E da lì sono andato a lavorare ad Intel in Oregon. Ho fatto più o meno 3 anni ad Intel e lì ho lavorato sui loro processori per server, data centers, ed ero l'architetto
dei componenti di virtualizzazione in pratica, virtualizzazione per periferiche input-output. Ho fatto più o meno 3 anni là in Oregon e più o meno 5 anni fa mi sono spostato ad Arma, che molte persone non conoscono Arma, è una compagnia inglese, è molto forte sul settore mobile, quindi telefonia cellulare e anche sensori, insomma cose a basso consumo energetico. Quello che volevano fare 5 anni fa era entrare nel mercato data center e servers. E quindi sono andati in cerca di te. Esatto. Quindi il percorso che ho cominciato 5 anni fa e sta andando molto molto bene. Un paio di anni fa Amazon ha cominciato a usare i nostri processori, uno che ho progettato anch'io. E adesso probabilmente se compri qualcosa su Amazon, in qualche modo una macchina che ho progettato ci mette le dita. Ok. È molto interessante. Mentre salutiamo anche tutte le persone che ci stanno seguendo e ricordiamo che si hanno anche piacere di salutarti o di fare anche delle domande, insomma, ad Andrea, siamo qui ovviamente a disposizione e insomma tu dicevi prima, magari l'azienda per cui lavoro adesso magari non è tanto conosciuta, però in realtà appunto i prodotti poi su cui lavori tu e lavorano insomma le persone in questo campo, noi le viviamo appunto tutti i giorni. Raccontavi appunto adesso tu, insomma uno va su Amazon, fa un acquisto, però dietro a quel click, insomma oggi sappiamo che c'è anche un ingegnere friulano, insomma della provincia di Pordenone. Senti, volevo farti una domanda. Tu insomma non lo fai trasferire, però insomma Andrea ha fatto una carriera non da poco, io penso possiamo dirlo, no? Senza troppe paure, ecco, che è una carriera nell'ambito dell'ingegneria informatica, appunto abbiamo detto macchine di calcolo ad alte prestazioni negli States. C'è qualche cosa che ha fatto la differenza in questa tua carriera, in questo tuo sviluppo? È stata già un certo approccio mentale quando studiavi all'università, una tesi scelta giusta? Che cos'è che in qualche modo può aver fatto la differenza in questa tua bella carriera? Una bella domanda. Credo ci siano probabilmente 2 o 3 cose di cui posso dar credito, probabilmente. Credo la prima probabilmente la curiosità su qualcosa, trovare qualcosa che mi ha appassionato e di cui ero curioso, volevo conoscere di più, e comunque continuare a essere curioso. Una delle cose che probabilmente ho notato rispetto anche a tanti miei colleghi o gente con cui lavoro è che bene o male, se mi chiedi su cosa sei un esperto, sono un paio di cose su cui sono abbastanza esperto, però ci sono parecchie altre persone che sanno molto più di me rispetto a delle nicchie particolari nel mio settore, che comunque va dall'hardware, software, compilatori, sistemi operativi, virtualizzazione, implementazioni fisiche, meccaniche, termiche, insomma c'è un sacco di cose. In realtà io non è che sia particolarmente eccezionale in nessuna di quelle, però bene o male ho avuto modo di essere esposto a più o meno tutto quanto, sia a livello di studi che a livello di carriera. Comunque ho sempre avuto la curiosità di avere un approccio, sai, che magari è più ampio. Esatto. E quello credo che mi ha dato delle buone opportunità per poter
connettere diverse persone, connettere diverse soluzioni, cercare di capire qual è il modo giusto di approcciare un certo problema. E comunque, su macchine sono probabilmente le macchine più complesse che l'uomo probabilmente sta sviluppando. Sono miliardi e miliardi di componenti che devono lavorare insieme. Ripeto, sono macchine che sono più o meno grandi così, più o meno, hanno una densità termica superiore rispetto alla superficie del Sole, quindi sono un sacco di problemi ovviamente che associati a questo tipo di tecnologia e di macchina, e spesso non sai qual è la soluzione giusta, quale sia, se è una soluzione hardware, se è una soluzione software, se è una soluzione che richiede ripensare certi componenti completamente o avere più un approccio evolutivo. Quindi avere anche un'idea di come le cose funzionano più o meno e riuscire a capire quali sono le domande da fare e con chi parlare per avere più chiarimenti. Quello è stato secondo me uno dei grandi vantaggi. Quindi sono stato fortunato anche di essere esposto a tutte queste cose anche durante il mio dottorato. Per essere onesto, anche durante i miei studi a Bologna, bene o male, ho fatto sia elettronica a livello di single transistors, di transistor singoli, scusate, sia fino ad andare a linguaggi di programmazione più alti, databases, insomma, un grande array una grande varietà di argomenti. Quindi sicuramente quello anche. Un'altra cosa che probabilmente mi ha aiutato è comunque pensare a avere un obiettivo in testa, avere un obiettivo a lungo termine, che più o meno è quello che volevo fare nella mia carriera, è comunque avere un impatto su come questi sistemi sono costruiti, su come funzionano, riuscire a diventare un esperto in quel settore, ma comunque creare una mappa di qual è il prossimo passo se voglio andare in quella direzione, sapendo che comunque è un percorso lungo, richiede anni e anni di studio, di esperienza, però riuscire a tenere l'obiettivo in mente, tenere la barra dritta. Esatto. Non necessariamente tenere la barra dritta, sapere qual è la direzione in cui vuoi andare e comunque di passo in passo capire qual è la scelta che ti può portare in quella direzione. Sì. Quindi riuscire a gestire gli obiettivi strategici verso le tattiche di ogni giorno. E più o meno credo che, sai, quelle cose sono tornate utili per tante cose, perché comunque anche adesso, come dicevi, sono un manager, sono sempre il technical leader, ma anche manager di un gruppo abbastanza grande, lavoro con grossi clienti ogni giorno, quindi sono tanti aspetti di business, sai, queste cose qua, e comunque quelli sono skills che tornano utili, anche sapere cosa imparare, riuscire a dimenticare anche le cose che non ti servono, in modo che non, in modo che non ti pesano sul poter imparare le prossime cose. Insomma, credo che quelle siano più o meno i trucchi del mestiere. Ok, bello, molto bello, insomma, e ne capiamo, grazie, perché insomma ci ha aiutato anche a capirne un po' la complessità, e penso che fosse anche giusto, insomma, da questo punto di vista. Senti, prima di chiederti un'altra cosina, che avevo una curiosità insomma, sugli States, volevo farti vedere un saluto che ci teniamo, ecco qua. Ciao, Daniele. Guarda un po' che c'è.
La nostra Dani che ti saluta con tutti. È una vita che non lo sento, Daniele. Sentiamoci questo weekend. Con Greg e Joshua che sono a Berlino, e poi ovviamente insomma tu sai cosa vuol dire i gatti che ti seguono da Casarsa, insomma. Sì, Ecco. sì. Giovanni La Reggi, tanti saluti anche loro. Assolutamente, assolutamente. Salutiamo anche noi Daniela. E senti, ne abbiamo già citati in realtà 2 o 3, perché abbiamo detto un Erasmus, insomma, prima esperienza California, in quella zona, poi Michigan, Oregon, adesso Texas. Sbaglio o stiamo parlando di zone anche estremamente diverse? Il Texas, insomma, tutti noi abbiamo una visione un po' cinematografica western del Texas, che immagino non sia solo quella, però sono anche stati molto diversi fra loro, zone molto diverse. Se ti va, insomma, raccontaci anche un pochino questi quasi 15 anni di esperienza negli States, così diversi fra loro anche da questo punto di vista, insomma, non solo lavorativo. Sì. Io ho cominciato la mia avventura negli Stati Uniti, nella California del Sud, quindi ero di Irvine, che è molto vicino a Laguna Beach, Huntington Beach, San Diego, in zone molto Beach Boys, surfing. Surfing USA, ok. Erano di quelle parti lì, quindi. Quindi quella è stata la mia prima esperienza. Mi è piaciuto un sacco per tanti motivi. Per tanti motivi mi è piaciuto un sacco. Il clima eccezionale, poi appunto ho avuto questa finestra sulle possibilità che avrei potuto accedere. Quindi insomma è stato un modo per me per aprire gli occhi su anche uno stile di vita diverso, su un approccio diverso alla carriera, al lavoro, insomma, al lifestyle americano. Quindi quando sono tornato da lì, il mio sogno era cerco di tornare in California, vediamo se ce la faccio. Poi in realtà sono tornato, devo andare per il dottorato, ho fatto applicazioni per diverse università, e poi sono andato a finire con un paio di proposte, tra cui anche una in California, ma c'era una in Michigan in cui avrei avuto l'opportunità di lavorare con un gruppo che era eccezionale, uno dei migliori nel mio settore nel mondo, quindi ho detto, sai cosa, lascio stare il sole e il mare per un po', andiamo su in Michigan. Michigan ha fatto 6 anni lassù, ed ero ad Ann Arbor, che sarà 30-40 chilometri ovest di Detroit, quindi Michigan del Sud. Era una cittadina molto, molto caruccia, piccolina, probabilmente 150-200.000 persone, una cittadina universitaria, insomma. Ed era un posto piccolo, ma anche molto europeo. C'erano, stradine dove potevi andare a piedi, anche un po' di piazze, anche il dipartimento di giurisprudenza, c'era molto tipo Harry Potter, inizi 800. Un clima però brutale d'inverno, quindi mesi e mesi di neve. Per un paio di volte ho avuto l'esperienza di vedere le scale Fahrenheit Celsius incontrarsi al meno 40. Però una bella esperienza nel dipartimento, anche diversi italiani che ho conosciuto lì ad Ann Arbor, che erano a scuola. E poi ho fatto uno stage ad Intel in Oregon, ero più o meno il 4º anno, credo, nel mio dottorato. Quando sono tornato non avevo
mi mancava ancora qualche anno per finire, però ho avuto un'offerta da Intel in Oregon, quindi ho finito i miei studi, ho difeso la mia tesi nel 2013 e mia zia e mia zia sono venuti a trovarmi, mi ha fatto un cost to cost eccezionale dal Michigan, Oregon, passando anche per l'Utah e nei parchi nazionali. Ho fatto 3 anni lì in Oregon. Oregon è anche un bel posto, in qualche modo somiglia un po' al Friuli come livello di pioggia nell'inverno, anche se secondo me è un pochino più estremo là, nel senso che sono mesi e mesi anche in cui non vedi il sole, dove c'è sempre questa pioggerellina che non passa mai. Si conosce poco l'Oregon, no? È un po'... Sì, un po'... È un posto che credo che sta venendo un po' alla risalta in questi ultimi anni, anche come cultura, specialmente di cibo, di vino e caffè, almeno negli Stati Uniti. Però sì, è schiacciato in pratica tra Seattle e San Francisco, quindi è raro che turisti magari vadano a vedere Portland. Però sono dei posti eccezionali, sono delle coste con spiaggia e scogli, sono delle foreste incredibili di alberi grandissimi. C'è anche una zona ricca come viticoltura, quindi fanno dell'ottimo vino. Sono un sacco di vulcani. Se vai sul cucuzzolo del monte Portland, vedi 2 o 3 vulcani, tra cui Sant'Elena, quello che è scoppiato una ventina di anni fa. Quindi sì, ho fatto un po' di anni lì, insomma, poi ho deciso di spostarmi qui in Texas ed è 5 anni ormai che sono qui. Altro mondo completamente diverso. E la cosa interessante è che comunque, sai, nonostante siano posti molto diversi, bene o male sono riuscito a ottenere un buon gruppo di conoscenze e anche di amicizie, perché bene o male per il mio settore sono solamente un paio di posti che hanno l'opportunità, che hanno una buona opportunità a livello di carriera, quindi bene o male, sai, se fate l'università in Michigan è abbastanza probabile che conosci della gente o Portland o San Francisco o ad Austin, quindi sì, è strano perché sono posti diversi, però in qualche modo hanno anche una certa familiarità, perché comunque ci sono queste network sia di amici che di colleghi, insomma, che girano intorno a questi hub. Ok, adesso com'è il meteo lì da voi in questo momento in Texas? Adesso ha smesso di piovere, adesso è un paio di settimane che piove praticamente non stop e fa relativamente freddo per essere insomma, come qui, dai, a giugno. Allora. Sono 21-22 gradi. No. Quindi no. Quello dovrebbe essere già sui 30 abbondanti a questo punto. Me la godo finché dura. Sì, ascolta, volevo farti vedere anche insomma, il commento di Alessandra Zeni, che ciao Alessandra. Immagino tu conosca, e queste figure tirano su di morale e poi ti dice anche questo. Sì, ciao Alessandra, prega che non ci sentiamo. Senti, c'è invece il nostro Lorenzo Ferman, che salutiamo, che insomma scrive una cosa molto interessante che vorrei farti leggere e su cui ti chiede anche un'opinione, un parere. Scrittori che hanno immaginato il futuro spesso sono partiti dalle loro conoscenze scientifiche. Come può immaginare un futuro più o meno prossimo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Impegnativo, qua? Questa è un'ottima domanda.
La mia impressione, magari mi sbaglio, ma la mia impressione è che io lavoro gran parte del mio lavoro lo faccio con clienti o negli Stati Uniti o in Cina. E la mia impressione è che gran parte degli italiani, ma anche degli europei in genere, non hanno avuto grande... Soprattutto di quest'anno, di quello che ho visto, non è che ci sia un gran impatto sugli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto a quello che la vita corrente sia negli Stati Uniti che in Cina. E ci sono un sacco di opportunità, c'è davvero un sacco, perché comunque adesso come adesso abbiamo una capacità di creare dati da sensori o insomma anche da quello che c'è online, se vedi semplicemente la quantità di informazione che viene generata ogni giorno, continua a crescere, è tutta informazione che viene anche accumulata, quindi è informazione che molto spesso può essere usata per fare studi come trend, come storici, c'è un sacco di materiale grezzo su cui lavorare. E sia gli algoritmi che le macchine di cui abbiamo che sono disponibili sono davvero eccezionali già oggi, e se poi pensi alle opportunità che ci saranno con i cellulari di quinta generazione, quindi capacità di avere molto più dati a molto più bassa latenza, vuol dire che ci sono un sacco cioè, prendere l'accesso a tutta questa informazione e questi strumenti per estrarre conoscenza dall'informazione, che è il primo passo, ma anche di poter predire o di poter capire che cosa sta succedendo. C'è un sacco analisi dei dati. Sì. E secondo me... Facci un esempio concreto, dai, nei prossimi 10 anni. Ma è difficile da dire, ma secondo me avremo sistemi che saranno molto più integrati con la nostra vita quotidiana, con cui già adesso possiamo parlare più con computer, se è Siri o se hai Alexa. Già adesso quelle sono cose abbastanza normali. Secondo me saranno parte più integrante della nostra vita. Ovviamente sistemi di guida autonomi, una cosa sta abbastanza comune già qui negli Stati Uniti, non è comunissima, però è abbastanza comune. Ma secondo me una delle cose che davvero può aiutare, nel senso di capacità, nel senso cose che possiamo fare come esseri umani, e per riuscire ad avere soluzioni più veloci per problemi davvero difficili. Sai, quello che sto pensando, per esempio, è poter riuscire a fare training, quindi addestramento di robot su simulazioni a larga scala. Quindi poter riuscire a sviluppare nuovi modi di interagire con il mondo, e davvero riuscire a fare tutte queste cose in scala molto molto più grande, riuscire a estrarre informazione e conoscenza in modo automatico su fenomeni che magari sono di secondo, terzo, quarto ordine. Se tu guardi la conoscenza sui libri o su quello che gli esperti sanno, che però le macchine riescono a estrarre, insomma, in modo automatico. In maniera tanto. Esatto. Quindi secondo me qui ci saranno grosse possibilità per poter sviluppare
medicine migliori, per riuscire a sviluppare anche un'agricoltura e un'economia più sostenibile, se questo tipo di tecnologia viene messo a buon uso. Poi ovviamente sono un sacco anche di usi, insomma, non necessariamente buoni per questi tipi positivi. di ovviamente sono grossissime opportunità per più controllo, per riduzione sia della privacy che per... quindi secondo me la nostra vita cambierà notevolmente, però probabilmente passo dopo passo, e secondo me un sacco di cose di cui la gran parte della gente vedrà benefici sono cose che verranno insomma, dietro le scene, quindi insomma, questa capacità di riuscire a processare quelle tante informazioni. E quello è anche un po' un problema, anche se anche a livello di aggregazione di informazione e conoscenza, perché bene o male quello che davvero serve per riuscire ad abilitare questo tipo di lavoro, questo tipo di come posso dire, di spirale di innovazione, è avere accesso esatto, è riuscire ad avere accesso sia a questi dati che a questo tipo di risorse, e bene o male sono davvero poche le entità a questo punto che hanno questo tipo di accesso. Secondo me ci sarà anche un'accelerazione sia come sviluppo di tecnologia che come proprio livello di capacità per compagnie e agenzie che hanno accesso a questo, e c'è il rischio che probabilmente che ci sia un gap, che ci sia un gap sto cercando di parlare in italiano, che ci sia un gap più grande tra chi ha accesso a questa tecnologia e chi non lo ha. Quindi quello probabilmente sono le cose che sono un pochino più... Un rischio. Un rischio, sì, anche come riuscire a gestire questo tipo di economia e questo tipo di approccio a quello che sarà il futuro. Bene, e noi ti ridisturberemo nel prossimo futuro per aiutarci sempre a capirci qualche cosa di più. Nel frattempo abbiamo anche Roberta che ci saluta e ti saluta dal South Carolina, e poi ti porto un messaggio dai tuoi genitori tramite sempre Daniele, perché i tuoi genitori sembra che non riescano a connettersi, e non riusciamo a collegarci, ma vorremmo mandare tantissimi saluti al nostro Andrea. Questo è un messaggio che arriva da Casarsa a Berlino e da Berlino ritorna qui, ok? Ottimo. Ecco, però insomma volevano tanto salutarti, insomma. Peccato. Ecco. Senti, allora io direi volevo vediamo se lo ritrovo qui. Eccolo il nostro presidente. Volevo rimetterlo insieme con noi. Gino, buonasera. Buonasera. Insomma, qui Presidente, oggi abbiamo un mondo tra realtà e futuro che è abbastanza spiazzante sotto certi punti di vista, insomma, ecco sì, direi da capire, da gestire, da immaginare, no? Sì, hai detto bene, questa sera abbiamo ascoltato del nostro futuro in realtà, no? Mm-hmm. E se Andrea voleva incuriosirci, c'è riuscito in pieno, direi proprio, no? È una puntata davvero molto interessante, perché poi quando noi adoperiamo certi strumenti della tecnologia non ci interessa, difficilmente andiamo a fondo di cosa c'è dietro, no? Ma dietro ci sono personaggi come Andrea che nascono a Casarsa e vanno negli Stati Uniti e diventano dei protagonisti delle nostre vite, insomma, no? Anche degli abitanti di San Vito, per citare un posto vicino a Casarsa. No, volevo farti una domanda, Andrea, che era
che mi ha impressionato un pochino all'inizio, no? Tu dicevi che ti sei appassionato, hai deciso che la tua vita doveva svolgersi per un certo tipo di attività e hai pensato di andare negli Stati Uniti. Era l'unico posto? C'era una possibilità che anche in Italia si sviluppasse qualcosa o in altre parti d'Europa? O c'erano le condizioni proprio perché quell'attività potesse essere praticata con soddisfazione, con successo negli Stati Uniti? E ti domando ancora, oggi in Italia c'è sempre quella situazione per cui qualcuno che ha la tua passione, le tue capacità, se ne deve andare negli Stati Uniti oppure può tentare anche in Italia di avere successo? Questa è una buona domanda. Tra l'altro lavoro per una compagnia europea adesso, quindi le cose sono cambiate un pochino. Credo che in generale quando stavo considerando le mie opzioni più o meno 15 anni fa, non è che ci fosse molto altro. Sto anche pensando perché questo sia il caso, e credo che comunque è anche parte di come sia la conoscenza che gli investimenti che devi fare su un certo tipo di settore, che l'esperienza che è necessaria, ha comunque bisogno di tempo e ha bisogno di un posto in cui ci possa essere collaborazione e in cui fare investimenti che comunque sono decennali. Se guardo anche quello che serve per produrre una macchina moderna, sono miliardi e miliardi di dollari di investimenti ogni anno. Sono centinaia di migliaia di ingegneri come me che comunque hanno bisogno di collaborare e lavorare insieme. Quindi c'è questo aspetto di aree del mondo in cui queste opportunità ci sono e sono state create e bene o male è quello che è. C'è un motivo per cui la Silicon Valley è la Silicon Valley. Sono stati tanti tentativi di ricreare questo, più o meno di successo. Poi, ripeto, io mi occupo di qualcosa che è molto in qualche senso è super mass production, nel senso che sono miliardi di processori vengono prodotti ogni anno sull'architettura su cui lavoro, però comunque il mio settore è abbastanza specializzato, è abbastanza di nicchia. E credo che per quel tipo di cose probabilmente ci sarà comunque un certo accentramento. I cinesi stanno cominciando a sviluppare questo tipo di esperienza e di capacità. In Europa c'è qualcosina, ripeto, la mia compagnia europea ed è abbastanza di successo, però non è niente rispetto a tante delle compagnie che sono qua negli Stati Uniti o in Cina. Quindi ci sono delle opportunità e probabilmente le cose cominceranno anche a migliorare, specialmente so che l'Unione Europea sta facendo degli investimenti anche in Europa per cercare di creare questo tipo di opportunità, però comunque sono cose complicate che richiedono tanto tempo e tanta pazienza. Quindi
Non so se ti sto rispondendo, Gino. Sì, no, però è una di quelle cose per cui diventa davvero complicato riuscire a esportare un certo tipo di modello, anche come accesso a fondi o accesso, ripeto, a ingegneri capaci. È un intero ecosistema che in qualche modo deve trasferirsi. Ti dirò, vedremo come va nei prossimi anni. Credo che Covid e il fatto che comunque stiamo lavorando tutti da casa probabilmente cambierà qualcosa nel tipo di insomma, cosa ci si aspetta agli impiegati, se ancora ci sarà questo aggregamento di risorse, no? Però sono cose, insomma, sono cose che bisogna vedere come vanno. In generale mi sembra che l'Europa sia abbastanza indietro ripeto, come investimenti e come tecnologia. Però sono anche scelte su come fare gli investimenti e perché, insomma. No, beh, molto, molto interessante questa risposta, anche perché è fornita da una persona che da anni è occupato, no, su questa materia. Quello che si capisce è che ci sono delle aree mondiali che hanno la vocazione, no, a queste attività, e questa supremazia durerà ancora molto. Probabilmente è un problema anche strutturale, è un problema legato alle scelte politiche su cosa indirizzare gli investimenti, a scelte economiche su come e dove indirizzare gli investimenti. Traducendo in parole povere, un Andrea Pellegrini che nasce adesso deve guardare ancora gli Stati Uniti sostanzialmente, no? Se vuole avere il meglio di quello che c'è su questo pianeta, sostanzialmente. Ecco, la faccio un po', la traduco in maniera volgare, però insomma così è. D'altra parte era un po' il sospetto che avevo, insomma, leggendo di qua e di là. Bene Andrea, grazie, è stato un vero piacere dialogare con te. Grazie a voi, grazie per questa opportunità. Senti Andrea, ricomincerai a viaggiare tra un pochino? Perché so che tu per lavoro viaggiavi molto. Io sì, viaggiavo parecchio, non lo so, vedremo. Spero di no, spero di non riuscire, di non dover viaggiare tanto quanto viaggiavo prima del 2020, però mi faceva anche piacere passare in Italia una volta ogni tanto. Sì, perché guarda... Quindi, se riesco magari a beccarmi uno di quelli una volta ogni tanto, lo faccio volentieri. Ti aspettano, vedi? Ciao Paolo. E insomma ti aspettiamo, ecco, se tu avrai modo di arrivare quest'estate, chissà, insomma, ecco, sai che insomma ben volentieri, ecco, insomma, sarà nostro piacere conoscerci, insomma, e vederci in quel di Casarsa, dove, insomma, con cui le fasce peraltro è San Giovanni proprio, vero Presidente? È molto legata per motivi di origine proprio costituzionale del nostro ente. Senti Andrea, prima di salutarci, c'è una special guest, io ho visto una special guest, ce la presenti? È ancora lì? Non c'è più? No. È dietro di te? Ah, non c'è più? Oh, Stella? Ehi Stella? Ehi, come wow, bellissima. Sei un pochino stanca stamattina. Ehi, Stella, ehi, come sei? Vedi che avevo visto bene, era proprio una special guest. Attendeva Andrea. di entrare in scena, no? È timida in realtà, è timida. Adesso che si è svegliata, vedrai che si vuol fare carezzare. Comunque. Andrea, senti, veramente grazie, ha detto bene prima il Presidente, insomma, grazie davvero per questa tua racconto, per questa tua testimonianza, per averci portato in questo mondo un po' lontano, ma così vicino in realtà poi alla nostra quotidianità e probabilmente, come ci hai bene detto tu, sempre di più nei prossimi anni, nel prossimo futuro. Io devo dire che oggi mi sento ancora, è sempre così durante
le nostre chiacchierate per oggi. Mi sento particolarmente orgoglioso, in qualche modo, e fiero di essere un cittadino del Friuli Venezia Giulia, del nostro Pordenonese, perché insomma Andrea veramente con grande, come posso dire, con grande gentilezza, con grande calma e senza effetti speciali, in realtà insomma ci ha fatto capire insomma anche tutto il valore del suo lavoro, della sua storia, delle sue esperienze e anche le grandi fatiche, se vogliamo, che ci stanno dietro per arrivare a un certo tipo di risultati. Quindi grazie davvero anche da parte mia. Salutiamo tutte le persone che ci hanno ascoltato e Andrea, a presto, a San Giovanni. Grazie Andrea. Ciao, arrivederci. ciao.